Ciao a tutti carissimi e ben ritrovati in questo video della settimana. Oggi siamo venerdì 29 marzo e siamo venerdì santo e questo pomeriggio, sfruttando appunto l'essere a casa dal lavoro e di questa pausa senza fenomeni piovosi, approfitterò per fare la mia prima caccia al rifiuto nel campo qui davanti casa. Spero non ci sia tanta roba, ma al contempo spero di fare una caccia proficua, quindi state con me e vediamo cosa riusciremo a raccattare dal campo. Caspita, immaginavo che l'erba crescesse, ma non così rapidamente. Guardate che alta che è già. E adesso sarà un po' più ostico andare a caccia di rifiuti, però vedete che ho messo gli stivali, gli scarponi da montagna apposta, quindi vediamo fin dove. Ecco qua, beccata la prima cartaccia in diretta. Una bella barretta cereali e cacao, bravi, complimenti, ottima scelta, ma la carta potevate buttarla nel secco. Olè, andiamo con un bel pick up. Non poteva mancare un bel tappo di plastica blu e praticamente in un metro ho già trovato tre scorie. Intanto aumenta la collezione, un bel pacchettino di fazzoletti, ma ovviamente chi è che non verrebbe la fantastica idea di gettare via fuori dal finestrino il pacchetto di fazzoletti. Via fuori dalle balle anche questo. Questo ragazzi è il pezzo da 90 di oggi, secondo me, lattina di coca, addirittura con un rosso sbiadito, da quanto vecchia deve essere. Vabbè, un altro pezzo che si aggiunge al repertorio, che tra l'altro vedo si arricchirà già qua più avanti, una vera immondizia questo lungo strada. Questo non riesco proprio a capire che roba sia, sembra un misto tra un sacchetto dell'aspirapolvere e boh, vabbè, comunque finirà nella grande borsa che ho dietro. Guardate qui che autentico schifo, una latina qua, mezzo sepolte sul fango, un'altra qua, roba varia. Mamma mia, complimenti agli autori di queste opere d'arte. Oh, intanto comunque tra un passo e l'altro qua la sporcizia aumenta. Sono arrivato a un terzo della capienza della borsa abbondante. Oh, cosa vedo nei miei occhi? Guardate qui. Ah, c'è il primo mozzicone, infatti mi sembrava strano. Primo mozziconcino di sigaretta. Che va a finire la sua corsa. Tac, dentro. Ah, buonissimi tuk, ce li ho anche a casa e chi è che non li ha mai mangiati? Però dopo sarebbe da far così anche. Buono, sì, ma bene, adesso ho finito la parte che doveva essere più semplice, quella del lungostrada. Ho riempito quasi metà borsa, adesso inizia la parte sotto il ciglio della strada, vediamo cosa andrò a scovare. Ecco, questa penso sia la vergogna della raccolta di oggi, di questa mia prima raccolta. Che come caspiterina si fa a buttare una roba del genere, farmaceutica tra l'altro, lungo una strada, ma ho appena preso una bella ex coppetta di gelato, neanche più colore. Un bel guanto del supermercato. Ah, oggi collezione di dolciumi, Kinder Bueno, cos'è che era? Bontà a cuor leggero, una roba del genere. Però con la coscienza pesante, se poi si buttano i rifiuti in giro per i campi. Vabbè.
Questo qui è proprio il non plus ultra dell'inquinatore seriale, che per carità è ceramica, quindi non è neanche proprio il peggio dell'inquinamento, anzi, però una tazzina incastrata o l'albero che c'è cresciuto intorno, non so, porco cane. Non riesco nemmeno a tirarla fuori perché è qua da talmente tanto tempo che l'albero ci è cresciuto intorno, pensate voi. Toccherà spaccarla. Ecco, in qualche modo tirandola con le mani sono riuscito a farla uscire. Piena di terra, pensate da quanti anni sarà qua, mamma mia. Guardate che roba ancora, sarà la terza fialetta questa che tiro fuori da sotto. C'è un po' di tutto qui, dove l'erba è più bassa, un bel sacchettino di patatine, c'è frusaglie varie. Figuratevi se poteva mancare un bel pezzettone di polistirolo. Oh là, servono commenti. Dai, questo qua è un revival. Chi è che si ricorda delle mascherine? Guardate questa qua pure decorata. Che fine hanno fatto? Malizia, profumo d'intesa, vi ricordate la reclame? Adesso guardate che schifo, altro che profumo d'intesa. Bene, estremamente schifato da tutto questo perché raccogliere i rifiuti degli altri, veramente una roba rivoltante. Adesso sto facendo due passi in nota, roba che avevo dimenticato prima, incredibile. Ultimo pezzo da 90 di questa raccolta di oggi, tra l'altro devo stare attento che non scivoli, che si spacchi sulle rocce. Questa bottiglia di ignota data di vecchiaia, guardate che vintage. Porto via questa, torno a casa e faccio la conta, riepilogo di tutta la roba che ho raccolto. Adesso metterò qui sopra tutto quello che ho raccolto nella borsa, smistando le varie robe, vediamo cosa ne salta fuori. Nel mentre tiro fuori questa roba vi confesso a cuore aperto che avrei preferito buttare via tutto in blocco, però un minimo di raccolta differenziata di quello che ho raccolto bisogna farlo, quindi terrò lo schifio per me e continuerò in questo lavoro. Mi perdonerete se non tirerò fuori tutto, beh guardate dentro c'è un po' un fritto misto di schifo tra tutta roba, mamma mia, tutta roba cartacee di merendine, un po' di roba varia. Partiamo con la collezione, un bel pane Alba crostini. Vabbè, comunque qua ho messo tutte le plastiche, questo qua è mio, l'unica roba mia in tutto questo per non sparpagliare in giro tutto. Una bella confezione tipo panettone, roba così. Qua, mamma mia, tutto pieno di sbobba. Pezzo di nylon, bel sottovaso rotto, due coppette gelato, bel pezzo di polistirolo, una lattina schiacciata, tre boccette contenenti roba di indubbia provenienza, ormai senza più tre, bomboletta di malizia, schiacciata però, alluminio, lattine distrutte, una bella mascherina anti non so bene cosa, bicchieri di plastica, due lattine, tre, tra l'altro due di coca, pezzo di grondaia, di tubo, non so, una latta, un vetro, una tazzina rotta, cocci, un sacchetto, pensavo fosse tipo dell'aspirapolvere, bel piatto ma a metà, un bel sembra tipo un coniglio di cioccolato solo che di ceramica, pezzo da 90, una bottiglia integra ragazzi, questo qua è da ciliegina sulla torta. E adesso vi faccio una bella panoramica a schermo intero, guardate qui che collezione. Vengo qui alle luci per fare l'ultima parte di video, col sole tra l'altro ormai è bello che è andato. Che dire, questa prima raccolta non posso dire che mi abbia deluso. Sono stato parecchio deluso però dal fatto che non pensavo di trovare tanto schifo qui davanti a casa, praticamente nell'arco di 50 metri a farla grande ho trovato tutta questa roba, cioè pensatevi con che
tale livello di schifo, con che quantità di immondezza dobbiamo convivere senza renderci conto. Strade che facciamo tutti i giorni, avanti e indietro, e non si penserebbe minimamente ridotte così male. Però se nel 2024 basta adesso, cioè, mettiamo caso questo mio esempio, il pulito lì, non si può andare a sporcare un'altra volta. Come si fa nel 2024? Sveglia. Spero abbiate apprezzato questa iniziativa. E io vi saluto e vi rimando al prossimo video.